corsia 4 Riccardo Cervi, Plentin Veneto, in 5 Matteo Zampese, schio nuoto, in 6 Stefano Sasso, Cista Sport Vicenza, in 7 Mattia Santi Antares, in 8 Niccolò Tognolo, 3 piscine. Assente in corsia 2 della serie numero 5 Citro. Riccardo Cervi che nuoterà in quarta corsia, è stato bronzo ai categorie estivi nei 200 rana ed è il vice campione italiano giovanile in carica. Tanto ricordiamo i fotografi ufficiali Giacomello Express, al termine di ogni batteria sono subito visualizzabili tutte le foto da acquistare per un bel ricordo del meeting di Halloween 2013. Davide Carogiulo è stato squalificato per nuotata irregolare, ha nuotato in corsia 6 nella serie numero 2, dunque annuncio di squalifica. Prima serie in vasca con Riccardo Cervi, corsia centrale 1:02:55 il suo tempo di iscrizione, tanto partenza decisa per Matteo Zampese, l'atleta dello schio nuoto al comando al passaggio dei 50 metri, Zampese 30,57 davanti a Cervi 30,74, Boscaro in terza posizione 31,35. Siamo nel testa a testa finale, il primato 1:02:96 che se ne va via, e intanto è Riccardo Cervi che si aggiudica i 100 rana, 1:04:17 per lui, classe 96 del Plentin Veneto. Zampese 1:04:45 per un soffio è secondo, e poi al terzo posto Mattia Santi 1:06:60. Risultati ancora